Ad Agrigento il regalo sospeso, le novità dell'ultimo decreto Conte per le feste. Oggi i Vigili del Fuoco rendono omaggio alla loro santa patrona, iniziativa in tono minore. Arrestate 3 persone di Canicattì per rapina violenta e tentata rapina, 2 sono minorenni. Le radio e TV dimenticate dal governo presentano ricorso al TAR. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Ad Agrigento il regalo sospeso, il Natale non dimenticherà nessun bambino. Il nostro direttore Arturo Cantella. Conferenza stampa oggi nella sala giunta del Comune di Agrigento da parte degli assessori Francesco Picarella e Marco Vullo. I 2 amministratori hanno spiegato ai giornalisti i particolari del regalo sospeso, ovvero un'iniziativa natalizia in favore dei bambini figli di famiglie meno abbienti. Sarà comunque Natale, è un'iniziativa che abbiamo sviluppato come assessorato attività produttive insieme alla collaborazione dell'assessorato alla solidarietà sociale guidato da Marco Vullo. L'iniziativa di fatto è rivolta a una doppia valenza ed è rivolta da una parte ai commercianti che naturalmente vogliono sviluppare i consumi e quindi la necessità di sviluppare consumi in un momento storico molto particolare come questo, quindi di grandi difficoltà anche per le aziende commerciali, e quindi i cittadini che vogliono recarsi nelle attività che hanno già dato disponibilità di vendita di giocattoli, librerie e cartolibrerie che espongono il manifesto possono acquistare un regalo da lasciare lì in dono ai bambini in difficoltà. Poi naturalmente questi doni saranno suddivisi per maschio o per femmine, anche per età, e le associazioni di volontariato in questo caso le ritireranno il giorno 20 proprio per consegnarle alle famiglie in difficoltà. Le attività commerciali che hanno già aderito all'iniziativa da lunedì saranno anche inserite sul sito web del Comune, ma comunque c'è la possibilità per quelli che ancora non lo hanno fatto e che vogliono comunque partecipare all'iniziativa scrivere alla casella mail dell'assessorato attività produttive posta.suap@comune.agrigento.it per essere inseriti in questa attività. L'iniziativa è assolutamente benefica e quindi invitiamo, oltretutto anche nel periodo natalizio, invitiamo tutti gli agrigentini naturalmente ad acquistare. È un'iniziativa lodevole, rivolta a chi? Rivolta innanzitutto ad incrementare l'economia locale attraverso l'acquisto di doni da poi regalare, e poi la sospensione di questo regalo che andrà a chi? A quei bambini che vivono nella difficoltà, che non sono stati magari meno fortunati di altri, attraverso l'aiuto delle associazioni di volontariato a cui va il nostro ringraziamento, e mi riferisco alle Suore di Porta Aperta, ai volontari di strada, al CAV, alla Caritas e a chi ancora vuole aggiungersi a questa iniziativa. È una iniziativa bella, lodevole, perché ci avvicina sempre più a quel tessuto sociale che vive la difficoltà ad Agrigento, e noi vogliamo insieme arrivare a tutti. Grazie all'assessore Picarella, grazie ai servizi sociali che si stanno interessando di questa situazione, e grazie soprattutto ancora una volta alle associazioni che in questo percorso che abbiamo iniziato nella giornata di ieri avrà un proseguo anche nel futuro per cercare di arrivare più possibile a queste fasce deboli della nostra città. Le novità del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per le festività natalizie, i dettagli del provvedimento con Lello Casesa. All'ora di cena il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte firma l'ennesimo DPCM che detta le regole per le feste di Natale, ma è subito scontro con le regioni informate dei provvedimenti qualche ora prima e senza un'analisi epidemiologica complessiva. Giuseppe Conte esordisce sulle reti nazionali dicendo: non possiamo abbassare la guardia, dobbiamo evitare una terza ondata a gennaio che potrebbe essere violenta. Intanto non faremo un nuovo lockdown generalizzato, niente divisioni, è il momento di agire uniti. I governatori delle regioni esprimono rammarico per il metodo con cui è stato approvato il decreto e le regole per gli spostamenti dal 21 dicembre al 6 gennaio. È una misura ingiustificata, attaccano. Si crea di fatti una disparità di trattamento tra chi abita in una grande città e i milioni di italiani che vivono invece nei piccoli comuni.
Alla fine arriva qualche deroga, gli spostamenti vanno garantiti per le realtà più piccole, per situazioni di necessità e per la fruizione dei servizi necessari, a partire dal non lasciare gli anziani da soli ed anche per consentire il ricongiungimento delle coppie conviventi. Il decreto, valido dal 4 dicembre fino al 15 gennaio, contiene le restrizioni già annunciate e nessuna delle concessioni che erano state ipotizzate o chieste dai governatori. Niente centri commerciali aperti nei fine settimana e nei festivi, ristoranti chiusi la sera, niente sci fino al 7 gennaio, quarantena per chi viene dall'estero. Chi va all'estero dovrà poi rimanere 2 settimane in quarantena. Chi decide di passare l'ultimo dell'anno in albergo dovrà cenare in camera, ma soprattutto non ci si potrà muovere dal proprio comune a Natale, Santo Stefano e Capodanno, giorno questo in cui il coprifuoco sarà posticipato alle 7 del mattino. Unica concessione l'apertura dei ristoranti a pranzo il 25 e il 26 e il 1 gennaio, anche se il divieto di muoversi sarà comunque un ostacolo. Solamente i sindaci con Antonio De Caro, presidente dell'ANCI, approvano il decreto e invitano il governo a non dare segnali di allentamento. Sul ritorno a scuola dei ragazzi e delle superiori dopo le feste, il Premier non ha escluso la possibilità di turni pomeridiani, anche se la decisione sarà lasciata alle realtà territoriali. Dal 7 gennaio saranno in presenza al 75% e nel frattempo partirà un tavolo con i prefetti per affrontare il problema irrisolto da settembre, quello dei trasporti. Continueremo ad applicare il sistema che prevede le regioni colorate, gialle, arancioni e rosse. È un sistema che sta funzionando, che si sta rivelando efficace. In particolare questo meccanismo ci sta permettendo di dosare i nostri interventi, adottando misure ben differenziate su base territoriale. Insomma, le misure che adottiamo sono adeguate e proporzionate al livello di rischio effettivo dei territori, senza inutili penalizzazioni. Nel giro di appena un mese abbiamo piegato la curva dei contagi, riportando l'RT sotto l'1. Attualmente l'RT corrisponde a 0,91. Insomma, stiamo evitando un lockdown generalizzato come quello di primavera, che sarebbe stato molto penalizzante per tutto il Paese, sia in termini economici che sociali. Questi risultati ci confortano, ma c'è un aspetto che non ci consente distrazioni, che non ci permette di abbassare la guardia. Sono in arrivo le festività natalizie. Se affrontassimo con le misure proprie delle aree gialle questo periodo, sarebbe pressoché inevitabile una nuova impennata della curva di contagio. È per questa ragione che siamo costretti a introdurre un piano di misure che prevedono ulteriori restrizioni. Le limitiamo al periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio. La strada per uscire dalla pandemia, infatti, è ancora lunga. Dobbiamo scongiurare il rischio di una terza ondata che potrebbe arrivare già in gennaio, potrebbe essere non meno violenta della prima e della seconda. Vi riassumo le misure. Iniziamo dagli spostamenti. Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti da una regione all'altra, anche per raggiungere le seconde case. Attenzione, nei giorni 25 dicembre, Natale, Santo Stefano, 26 dicembre e 1 gennaio sono vietati anche gli spostamenti da un comune all'altro. Su tutto il territorio nazionale resta il divieto di spostarsi dalle 22 alle 5 del mattino. Per Capodanno però questo divieto sarà esteso dalle 22 della sera prima alle 7 del mattino del 1 gennaio. Ovviamente ci si potrà sempre spostare per esigenze lavorative, per motivi di salute e anche per casi di necessità. E voglio anche chiarire che nei casi di necessità ricorre, faccio un solo esempio, anche l'iniziativa di prestare assistenza a persone non autosufficienti. In ogni caso è sempre consentito il rientro nel comune in cui si ha la residenza, si ha il domicilio, che è il luogo di lavoro, il luogo delle attività abituali,
o dove è la propria abitazione, vale a dire il luogo dove si abita con continuità o periodicità. Ecco, questo permetterà, faccio un esempio, il ricongiungimento di coppie che sono lontane, distanti per motivi di lavoro, ma che convivono quantomeno con una certa frequenza, periodicità nella medesima abitazione. Rientri dall'estero. Gli italiani che andranno all'estero per turismo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio al rientro dovranno sottoporsi alla quarantena. Bar e ristoranti. Nell'area gialla bar, ristoranti, pizzerie resteranno sempre aperti a pranzo. Quindi sarà possibile anche pranzare il giorno di Natale, per intenderci, di Santo Stefano. Nelle aree arancioni e rosse, bar e ristoranti e così via resteranno aperti dalle 5 alle 22 solo per l'asporto, mentre la consegna a domicilio sarà sempre possibile. Il problema tanto sentito da tutti gli italiani e non solo, quello dei festeggiamenti, delle pranzi, delle cene in casa, dei veglioni. Qui dobbiamo intenderci, in un sistema liberal democratico noi non possiamo entrare nelle case delle persone e imporre delle stringenti limitazioni. È per questo che possiamo limitarci a introdurre una forte raccomandazione, ma chiediamo veramente a tutti, cerchiamo tutti di rispettarla, raccomandiamo fortemente di non ricevere a casa persone non conviventi, soprattutto in queste occasioni che sono quelle di maggiore convivialità, dove i festeggiamenti diventano più intensi. È una cautela essenziale, non solo per noi stessi, ma per proteggere i nostri cari, specie i genitori, i nonni più anziani. È stato seppellito sotto quasi 5 secoli di carcere il tentativo di ricostruire la commissione provinciale di Cosa Nostra, l'ultimo tentativo di riorganizzare e riprendere potere da parte delle famiglie palermitane. Per 56 imputati fra boss e affiliati oggi è arrivata la sentenza di primo grado del processo che nasce dal blitz Cupola 2.0 del dicembre 2018. C'è il servizio. Sono oltre 400 gli anni di carcere complessivi a cui il GUP di Palermo ha condannato boss, colonnelli e gregari di Cosa Nostra arrestati 2 anni fa nell'ambito di un'inchiesta della DDA del capoluogo sui clan mafiosi palermitani nota come Cupola 2.0, un'indagine che svelò la riorganizzazione di Cosa Nostra e soprattutto il progetto delle cosche di ricostruire la commissione provinciale in seguito alla morte del capodecapito Torina. La sentenza con il rito abbreviato è stata pronunciata nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo dal GUP Rosario di Gioia nei confronti di 56 imputati, 47 condannati e 9 gli assolti. Si tratta prima di tutto del presunto boss di Ballarò, Massimo Mulè, Giacomo Alaimo, Gioacchino Badagliacca, Giusto Giordano, Rosolino, Mirabella, Andrea Mirino, Niccolò Orlando, Pietro Scafidi e Giusto Sucato. Il GUP ha condannato i vertici dei clan mafiosi di Palermo e provincia, tra loro a 16 anni di carcere Settimo Mineo, il vecchio padrino designato dalla ricostruzione della cupola e reggente del mandamento mafioso di Pagliarelli, a 27 anni in continuazione Calogero Lo Piccolo, figlio del boss di San Lorenzo Salvatore e fratello di Sandro, a 15 anni e 4 mesi Gregorio Di Giovanni, a 12 Leandro Greco, nipote del Papa di Cosa Nostra Michele Greco, e Filippo Annatelli, condannato invece a 13 anni e 4 mesi. Gli imputati rispondevano di mafia, estorsione, danneggiamenti e intestazione fittizia di beni. Nel febbraio scorso, al termine della requisitoria, l'accusa rappresentata dai PM Amelia Luise, Dario Scaletta, Francesca Mazzocco e Bruno Brucoli aveva chiesto condanne per circa 7 secoli. Secondo quanto emerso nelle indagini, a fine maggio 2018 si sarebbe tenuto un importante vertice istituito proprio al fine di riorganizzare tutto il gota di Cosa Nostra palermitana. All'incontro avrebbero partecipato il capomandamento di Pagliarelli, Settimo Mineo, insieme a Gregorio Di Giovanni e Leandro Greco, nipote di Michele Greco, detto il Papa, rispettivamente capimandamento di Portanuova e Ciaculli di Brancaccio. Insieme a loro sarebbero stati presenti anche Boscalogero Lo Piccolo e Francesco Colletti. Quest'ultimo si è poi pentito dopo il suo arresto, così come Filippo Visconti, boss di Belmonte Mezzagno. Oltre a vittime del pizzo, ben 28 gli episodi estorsivi ricostruiti dai carabinieri.
Ad essersi costituiti parte civile sono associazioni anti-racket, nonché 3 comuni, Villabate, Ficarazzi e Misilmeri. Grande assente il comune di Palermo, che non ha mai chiesto di essere ammesso tra gli enti offesi e danneggiati. Nello specifico il GUP ha concesso a 13 imprenditori taglieggiati complessivamente 125.000 euro di provvisionali, mentre gli imputati dovranno pagare 5.000 euro ciascuno al Centro Pio La Torre, ad Addio Pizzo, a Commercio Palermo, a SOS Impresa, Sici Industria, Confartigianato. Per i 3 comuni invece non sono state disposte provvisionali, ma l'entità del danno dovrà essere quantificata davanti al Tribunale Civile. Le parti civili sono state rappresentate tra gli altri dagli avvocati Ettore Barcellona, Francesco Cutraro, Anna Tirrito, Fabio Lanfranca, Alfredo Galasso, Fausto Maria Amato e Salvo Caradonna. Arrestati 2 quindicenni e un 43enne di Canicattì per rapina violenta. I dettagli nel servizio. 2 quindicenni e un 43enne di Canicattì sono accusati di rapina, tentata rapina in concorso e lesioni, nell'ambito dell'inchiesta sulla surreale rapina consumatasi ai danni del bar Opera di Caltanissetta lo scorso 25 ottobre e sulla tentata rapina commessa al bar Bingo, sempre a Caltanissetta. Stanotte la polizia ha dato esecuzione a 2 ordinanze emesse dal GIP Antonina Sabatino del Tribunale dei Minori e dal GIP Davide Salvucci del Tribunale di Caltanissetta, su richiesta rispettivamente del procuratore dei minori Laura Vaccaro e dell'ufficio del pubblico ministero della procura di Caltanissetta. Le indagini scattano all'alba del 25 ottobre, quando i poliziotti delle Volanti si ritrovano davanti la saracinesca spaccata del bar Opera. I poliziotti dell'antirapina della squadra mobile nissena si sono subito concentrati su un dettaglio che non è risultato essere di poco conto. Sembrava trattarsi di rapinatori in trasferta. Sulla base delle prime dichiarazioni raccolte, gli agenti apprendevano che l'accento poteva essere delle zone dell'Agrigentino. Individuata la targa dell'autovettura utilizzata dai rapinatori, si comprendeva che i soggetti erano di Canicattì e pertanto scattava il coordinamento con il personale di quel commissariato di pubblica sicurezza, hanno reso noto dalla questura di Caltanissetta. L'analisi dei filmati, sia delle telecamere interne al bar sia delle telecamere cittadine, consentiva di identificare i 3 rapinatori canicattinesi che avevano agito con la complicità di una donna rimasta non identificata. I poliziotti hanno ricostruito in questo modo la dinamica della rapina. Mentre Leonardo Capizzi, 43 anni, già detenuto per altri motivi, minacciava il titolare con una spranga di ferro e mandava in frantumi il vetro in plexiglass anteposto alla cassa per le misure Covid-19, uno dei 2 minori si impossessa della somma di 1.000 euro che era custodita all'interno del registratore di cassa e l'altro minore fa da palo appena fuori il bar assieme alla donna piazzata un po' più distante in fondo alla via. La pronta reazione del titolare e di alcuni avventori mette poi in fuga i rapinatori, ma uno dei minori rimane bloccato all'interno, scatenando l'ira del 43enne che, una volta recuperata l'autovettura, sfonda la saracinesca, creando un varco per facilitare la fuga. Il violento impatto dell'auto sulla saracinesca procura lesioni al titolare e ad un avventore presente sul posto, che erano riusciti a bloccare il minore. La squadra mobile ha ritenuto gli arrestati responsabili anche del tentativo di rapina commesso ai danni del bar Bingo, sempre a Caltanissetta. Anche in questo caso Leonardo Capizzi, uno dei minori odierni indagati, entrano nell'esercizio commerciale con il volto travisato da una mascherina e con una spranga, ma desistevano per l'inaspettata reazione della vittima. Successive perquisizioni effettuate nelle abitazioni di Canicattì dei sospettati hanno consentito di sequestrare sia gli abiti indossati il giorno delle rapine a Caltanissetta, sia l'autovettura di Leonardo Capizzi, che presentava i chiari segni dell'impatto con la saracinesca. I 2 minori, dopo gli adempimenti di rito, sono stati associati all'Istituto Penale Minorile di Caltanissetta. I Vigili del Fuoco celebrano in tono minore Santa Barbara. Il nostro direttore Arturo Cantella. Oggi 4 dicembre, Santa Barbara, i Vigili del Fuoco celebrano la propria patrona. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Villaseta hanno svolto una cerimonia sobria quest'anno a causa delle restrizioni connesse alla pandemia Covid-19. La ricorrenza è stata infatti celebrata in forma estremamente ridotta e senza festeggiamenti. Alla presenza del comandante ingegner Giuseppe Merendino, dei funzionari tecnici e del personale operativo in turno di servizio, si è proceduto prima all'alzabandiera e successivamente è stata deposta un omaggio floreale in onore e ricordo dei caduti sulla lapide posta nel giardino della caserma.
Quindi a seguire è stata celebrata una Santa Messa da Sua Eccellenza il Vescovo Alessandro Damiano presso la chiesa concattedrale Santa Croce di Villa Seta, molto partecipata dal personale e dai rappresentanti dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Quiescenza. Santa Barbara, ricordiamo, è la santa che rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio, serenità, anche quando non c'è alcuna via di scampo. È stata eletta infatti patrona dei Vigili del Fuoco in quanto protettrice di coloro che si trovano in pericolo di morte improvvisa. Barbara è particolarmente invocata contro la morte improvvisa, un'allusione a quella del padre secondo la leggenda. In seguito la sua protezione fu estesa a tutte le persone che erano esposte nel lavoro al pericolo di morte istantanea, come gli artificieri, gli artiglieri, i carpentieri, i minatori. Oggi è venerata come protettrice dei Vigili del Fuoco. Nelle navi da guerra il deposito delle munizioni è denominato Santa Barbara. Consiglio Comunale di Agrigento, nominate le commissioni consiliari permanenti. Vediamo. Riprende l'attività del Consiglio Comunale di Agrigento dopo la prima convocazione avvenuta lo scorso 10 novembre che ha visto il giuramento dei nei consiglieri comunali eletti, del Presidente e i suoi vice vicari da parte degli stessi e della Commissione elettorale. Ieri è stata la volta della seconda seduta, un po' movimentata. Si sono infatti designati i componenti delle 6 commissioni con un accordo preventivo che il Presidente ha fatto. Prima dell'inizio dei lavori, il Presidente Giovanni Civiltà aveva convocato la conferenza dei capigruppo per sciogliere gli ultimi nodi che sembravano superati, ma all'inizio dei lavori ci sono state delle contestazioni da parte dei consiglieri comunali dell'opposizione, che sono anche usciti dall'aula. Alla fine, nonostante tutto, sono stati scelti i componenti delle 6 commissioni, così suddivisi. La prima commissione riguarda il personale, i diritti civici, i servizi comunali, lo sviluppo e l'occupazione, la programmazione e quello economico. Della prima commissione fanno parte Nobile, Vaccarello, Vitellaro e Amato. La seconda commissione riguarda i lavori pubblici, l'urbanistica, l'assetto del territorio, la viabilità, il traffico e l'ambiente e ne fanno parte i consiglieri comunali La Felice, Amel, Contino e Cirino. La terza commissione riguarda i servizi sociali, la sanità e i rapporti con le USL, le ASP, la famiglia, la valorizzazione sociale e la maternità, la difesa, la diversità sociale e individuale. Della terza commissione fanno parte i consiglieri comunali Alfano, Firetto, Gramaglia e Settembrino. La quarta commissione riguarda invece le finanze, il bilancio e il patrimonio. Sono stati eletti i consiglieri comunali Cacciatore, Gramaglia, Vullo e Spataro, quindi la quinta commissione che si occupa di pubblica istruzione, cultura, sport, turismo, spettacolo. Sono andati i consiglieri Cantone, Piparo, Sollano e Fontana, quindi la sesta e ultima che ha visto l'elezione dei consiglieri comunali Alongi, Bongiovi, Brucculeri e Tuttolomondo. Ricordiamo che la sesta commissione si occupa di affari costituzionali, istituzioni di aziende speciali, partecipazione dell'ente a società di capitali, rapporti con gli altri comuni, aggiornamenti dello statuto. TV e radio locali ricorrono al TAR, il governo ha dimenticato le piccole realtà. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Da oggi le emittenti locali che aderiscono al circuito REA nazionale trasmetteranno uno spot per informare l'opinione pubblica come le realtà locali televisive e radiofoniche in questo grave momento di pandemia dovuti al Covid-19 non hanno ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato né dalle regioni, compresa appunto la nostra regione Sicilia, che dal mese di maggio ha annunciato decine di milioni di euro al settore, ma che ancora non ha dato nulla, non ha fatto nessun bando. I finanziamenti dovuti al Covid-19 che lo Stato attraverso il MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, diretto dal Ministro 5 Stelle Patuanelli, sono state divise in 2 tranche da 50 milioni ciascuna, ma solamente destinate alle 100 emittenti più grosse in Italia, inserite in una graduatoria
che risale a 2 anni fa, secondo quanto stabilito dall'intoccabile DPR 146/2017 emesso durante il governo Renzi con allora ministro Calenda. Le domande da noi fatte per essere inseriti nel contributo al Ministero sono state respinte dai vertici dello stesso Dicastero, firmate dal direttore generale, quindi la legge non è uguale per tutti. Le emittenti televisive locali sono però chiamate, come tutti, a pagare i diritti dell'uso delle frequenze, quelle dei ponti radio di trasmissione, per occupare l'etere, ma solo per fare cassa. Nonostante siano titolari di una regolare autorizzazione a trasmettere, vengono ignorati dallo stesso Ministero e il Ministro, allorquando c'è da distribuire gli aiuti in un momento di pandemia che vede il settore pubblicitario in crisi per via delle attività che non possono esercitare normalmente il loro lavoro e alle restrizioni dovute anche alla circolazione stradale. Le emittenti associate all'AREA, guidate dal valido presidente ingegner Diomede, l'associazione Radio TV Locali, hanno approntato un ricorso al TAR del Lazio per fare sì che una parte dei ristori venga riconosciuto legalmente alle TV locali. Inutili sono stati i tentativi fatti con i parlamentari locali nelle varie regioni d'Italia che, nonostante usufruiscono delle informazioni locali veicolate attraverso le antenne del territorio, cioè le nostre TV, di spiegare le ragioni e fare in modo che il governo modifichi tale decisione, in particolare il DPR 146/17. Il rifiuto del ministro, del suo gabinetto e di questo governo a trazione giallo-rosso, cioè PD e 5 Stelle, è verso solo una cassa di TV che deve andare avanti. Il pluralismo locale viene seriamente messo in discussione con queste scelte che danno linfa solo alle emittenti più grosse. La nostra speranza è, attraverso questo messaggio, di sensibilizzare quanto più parlamentari possibili e informare i cittadini che l'informazione locale muore giorno dopo giorno. Ci sono più di 1000 aziende che tutti i giorni lavorano, entrano nella vita degli italiani e occupano migliaia di operatori. Oltre la metà di queste realtà non ha mai ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato, nonostante che in questo periodo di difficoltà abbiano continuato ad operare anche più di prima per offrire una puntuale e corretta informazione tutti i giorni e a tutte le ore, con un servizio di pubblica utilità. Sono le televisioni e le radio locali, quelle che entrano nelle case dei cittadini, che lavorano e vivono per la loro comunità. Un centinaio di emittenti televisive legate a lobby politiche si spartiscono decine di milioni di euro di contributi statali a fondo perduto e parte del canone che paghiamo per la RAI. La tua televisione locale non ha mai ricevuto alcun contributo, né dallo Stato né dalla Regione, neppure in periodo di Covid. Fino ad oggi ha però continuato ad informarvi tutti i giorni, sostenendosi solo con il proprio lavoro, con i propri sacrifici e l'impegno dei numerosi collaboratori. Nei vari decreti per il sostegno Covid, alle televisioni e le radio locali, nonostante un calo del fatturato del 90% dovuto alle restrizioni del governo, non è arrivato nulla. Eppure vogliamo dare anche il segno della presenza concreta dello Stato. Non vogliamo lasciare nessuno solo. Non vogliamo lasciare nessuno solo. Non vogliamo lasciare nessuno solo. Parliamo adesso dei dipendenti fantasma dei cimiteri di Palermo, misura cautelare nei confronti di 18 persone. Vediamo. Di altri colleghi al fine di attestarne falsamente le loro presenze in servizio, sia allontanamenti autonomi non giustificati. Nel corso di 5 mesi di indagine i carabinieri hanno documentato quasi 2000 timbrature sospette, di cui 240 sviluppate e contestate, e ciò a testimonianza del fatto che si trattasse di un fenomeno diffuso e generalizzato tra gran parte dei dipendenti dell'ufficio comunale. L'attività investigativa della polizia si è invece concentrata su un'aliquota di dipendenti comunali addetti ai servizi di assistenza ai funerali e pertanto impiegata prevalentemente in mansioni esterne. Anche tale attività di indagine, caratterizzata dall'esecuzione di mirati servizi di osservazione e riscontri documentali, ha evidenziato un diffuso e pervasivo fenomeno di assenteismo ingiustificato tra i suddetti impiegati comunali, che spesso, piuttosto che espletare i loro compiti di assistenza, si intrattenevano in giro per la città
possibilità a svolgere attività personali o rientravano in ufficio in anticipo rispetto all'orario previsto senza darne attestazione. Nel complesso l'indagine ha consentito di ricostruire condotte penalmente rilevanti su 55 impiegati, ovvero più di un terzo dei circa 150 dipendenti che prestano servizio presso l'ufficio dei servizi cimiteriali del comune di Palermo. Tra questi, il GIP del Tribunale ha ritenuto di applicare la misura cautelare nei confronti di coloro i quali, avendo perpetrato un numero cospicuo di episodi delittuosi o avendo una particolare personalità desunta da pregressi precedenti penali, sussista un rischio concreto ed attuale di reiterazione del reato. Grande apprezzamento per l'attività di indagine della Polizia Municipale e dei Carabinieri, che ha permesso di individuare con la massima collaborazione dell'amministrazione comunale un altro dei tasselli della gravemente difettosa situazione dell'ufficio che si occupa della gestione dei cimiteri comunali. Ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria seguiranno, oltre alla ovvia costituzione di parte civile da subito, delle severe misure disciplinari commisurate alla gravità dei comportamenti che hanno arrecato un danno gravissimo non solo all'immagine dell'amministrazione ma soprattutto ai servizi resi ai cittadini e in particolare ai familiari dei defunti. Anche come forma di rispetto nei loro confronti, queste misure disciplinari saranno ai massimi livelli consentiti dalla normativa e dai contratti di lavoro. Lo dichiarano il sindaco Leoluca Orlando ed il vice sindaco Fabio Giambrone, nonché l'assessore Sergio Marino. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Coronavirus in Sicilia, 31 milioni per il personale medico e sanitario. Lello Casesa. Una buona notizia arriva per le migliaia di lavoratori nel mondo della sanità, tra cui i dipendenti della SEUS 118 nell'ambito dell'emergenza coronavirus. 31 milioni di euro sono stati destinati alle aziende del sistema sanitario regionale che provvederanno già dalla metà del mese di dicembre all'erogazione delle somme ai lavoratori. Un segnale senza dubbio positivo verso una categoria fortemente stressata durante la pandemia del Covid-19. Le risorse in questione sono una quota residua della prima tranche già distribuita a titolo di fondi contrattuali per le particolari condizioni di lavoro durante l'emergenza, una sinergia avviata con le parti sociali che hanno partecipato alle fasi di trattative e confronto sindacale, dichiara Ruggero Razza, assessore regionale alla sanità del governo Musumeci. Un governo che gratifica i lavoratori di un settore fortemente sotto pressione, che consentirà l'adeguamento contrattuale disponendo la liquidazione con un incremento di 1.000 euro a titolo di ristoro per ciascun dipendente SEUS avente diritto. La misura interesserà complessivamente circa 3.200 impiegati, dagli operatori CUR, 112, autisti soccorritori, servizi secondari fino al personale amministrativo. Disposta altresì l'attivazione di tutti i centri di sanificazione dei mezzi della SEUS presso i siti delle aziende del sistema sanitario regionale già a partire dalle prossime settimane. La nuova ADC acquisisce un nuovo importante tassello nella ramificazione territoriale siciliana. Difatti, dalla giornata odierna il partito sarà presente anche nel Consiglio Comunale di Favara. A rappresentarlo saranno Giuseppe Bellavia nella qualità di capogruppo e Giuseppe Nobile. Fieri di queste nuove importanti adesioni, si legge in una nota, la dirigenza regionale ringrazia sentitamente i nuovi consiglieri, oltre che essere certi di un proficuo e assiduo lavoro finalizzato all'esclusivo interesse della popolazione favarese. Il progetto Io sono Palma, presentato recentemente dal Comune di Palma di Montechiaro, non è stato inserito da parte della giuria del Ministero dei Beni Culturali, che ha selezionato i luoghi candidati a Capitale d'Italia. Nonostante ciò, il sindaco Stefano Castellino ha affermato che il progetto Io sono Palma si realizzerà ugualmente con le risorse del territorio, con l'aiuto e il sostegno dei tanti che hanno creduto in lui e con l'entusiasmo e la forza della comunità. Per il sindaco Castellino il dossier presentato in questi mesi ha ottenuto un notevole riscontro e costituisce una traccia poderosa per la futura programmazione, che non si fermerà ma andrà avanti ugualmente. A tal riguardo sono state inserite nel bilancio che stiamo redigendo notevoli risorse per la sua fase esecutiva.
Diciamo che siamo in buona compagnia, cioè nel leggere l'elenco di chi non è stato ammesso nella fase finale, un pochettino ci inorgoglisce allo stesso modo, perché essere messi assieme a Verona, Pisa, probabilmente già quello è un motivo di vittoria. È chiaro che era la nostra prima esperienza e Parma, che è attualmente capitale della cultura e che lo sarà per il 21, al suo primo tentativo anche Parma non entrò nella shortlist e quindi questo può essere anche di buon auspicio. Il progetto Io sono Palma, Palma 2062, è un progetto che va avanti al di là della candidatura, che è stato un momento fondamentale e importante per creare rete, per creare network, per poter mettere a regime tutte le forze positive della città e del territorio e per far rilanciare l'immagine della mia città in un'ottica diversa, in un'ottica sicuramente migliore. Andremo avanti, credo che nei prossimi giorni mi determinerò a confermare il gruppo di lavoro composto da Angela Rinollo, Alfonso Di Vincenzo, Marilena Vaccaro e Peppe Todaro per portare avanti e attuare il dossier Io sono Palma, che credo rappresenti un unicum nella nostra storia e potrà consentire alla città di continuare quel cammino di rigenerazione urbana e anche sociale che è ormai diventato un must di questa amministrazione. Una nuova vita per gli occhiali, iniziativa del Leo Club, Lello Casesa. Continua con intensità il lavoro dei giovani del Leo Club Osta di Agrigento, capitanati da Giuseppe Castelli. Raccolta degli occhiali, il progetto finalizzato alla donazione, come detto, degli occhiali usati per i paesi del terzo mondo, che ha visto interessati i comuni di Agrigento, Palma, Montechiaro e Porto Empedocle. Soddisfatto il presidente Castelli, che dichiara: il progetto sulla raccolta degli occhiali nasce da una collaborazione con le farmacie e le ottiche in città e nei territori indicati. Ancora una volta il Leo Club Agrigento ha manifestato la sua sensibilità verso gli ultimi, nonostante le varie difficoltà dovute al Covid-19. Ricordiamo che il Leo Club Agrigento Osta è costituito da giovani professionisti impegnati nei vari ambiti della società civile, che hanno deciso di dare una propria mano alle necessità del proprio territorio e soprattutto questa volta hanno deciso di investire il loro tempo verso i paesi maggiormente poveri e fragili come quelli del terzo mondo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.